Polesine, un bambino di 5 anni è morto nello schianto frontale tra l'auto su cui viaggiava con la mamma e un'altra vettura. La donna è stata dalle lamiere, è gravissima. Presentati oggi dal presidente Zaia e dal coordinatore delle microbiologie del Veneto Rigoli, test rapidi fai da te. La sperimentazione, la prima per questo tipo di test, prenderà il via proprio in Veneto. Sindaci minacciati per le multe a chi non indossa la mascherina. A denunciare la lettera anonima il primo cittadino di Noventa Padovana. Il collega di Ponte San Nicolò aveva subito un atto vandalico per gli stessi motivi. Scoperti a mangiare al buio per non essere scoperti in un locale chiuso, è accaduto in un ristorante di Treviso. All'arrivo della polizia i due avventori hanno tentato di nascondersi in bagno. Liga Veneta, Lorenzo Fontana, nominato a un nuovo incarico, auspica un passaggio di testimone alla segreteria, chiarisce di non essersi dimesso e a chi parla di siluramento risponde con una risata. Una nuova tragedia colpisce la comunità di Santa Giustina nel Bellunese. La 18enne Angelica Gerlin, vittima di un incidente in moto a Santo Domingo, fatale lo scontro con un pick-up. Il racconto di Manuela, mamma di Falsè di Piave, che ha rischiato di soffocare per un boccone andato di traverso. A salvare il figlio Mattia di 12 anni che ha allertato i vicini. È il mio eroe, racconta la donna. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo dunque, come avete sentito dai titoli, con la tragedia che si è consumata questa mattina poco prima delle 12:30 nel Rodigino a Ghiacciano con Baruchella. Scontro frontale tra due auto, a perdere la vita un bambino di appena 5 anni, Steve Lucchin, che vedete in questa foto che fa riferimento a qualche compleanno, a qualche tempo fa. Ferita la mamma e il conducente dell'altra vettura. L'auto dove viaggiavano mamma e figlio nell'impatto è finita sul guardrail, rimanendo in bilico su questo. I vigili del fuoco arrivati da Castelmasse Legnago hanno liberato la donna dalle lamiere della sua vettura. La mamma è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale. Purtroppo vani i tentativi di rianimare il piccolo Steve. Sul posto per i rilievi, i carabinieri e la polizia stradale. E adesso parliamo di quella che potrebbe essere davvero una novità rivoluzionaria sul fronte della diagnostica per il Covid sono i tamponi fai test rapidi fai da te presentati questa mattina dal presidente Zaia e dal coordinatore delle microbiologie del Veneto, il dottor Rigoli. La sperimentazione prima per questa tipologia di test prenderà il via proprio dal Veneto. La scatola al suo interno che cos'ha? Ha quattro cose fondamentali. La saponetta, una provetta che ha già il reagente dentro e un tamponcino. Poi c'è la quarta cosa che è il sacchetto per la spazzatura. Si apre, potete mettere anche il cronometro, sono 3 secondi. La saponetta, tamponcino, 5 volte per narice. Si apre la provetta che ha già il suo reagente, tac, va dentro, si strizza un po' la provetta che è morbida e quindi in modo tale da strizzare il tamponcino si butta via, si richiude la provetta, si apre il beccuccio più alto della provetta che ha il dosatore, 4 gocce, ecco guardate, dà già la stringa del negativo. Circa un minuto per effettuare il test rapido fai da te, la cui sperimentazione prenderà il via per la prima volta in Veneto, coinvolgendo le microbiologie di Mestre, Vicenza, Padova, Sant'Orso e Treviso, in doppio con il molecolare. 1400 soggetti tra coloro che accederanno ai pronto soccorso e i dipendenti dell'ULSS. Un ulteriore contributo alla diagnostica e in questo caso, qualora fosse validato e confermata questa validazione, il cittadino potrebbe farsi il test da solo in casa. Un paio di settimane verrà validato con prove in doppio con il molecolare, dopodiché si farà richiesta all'Istituto Superiore di Sanità dell'autorizzazione. Questo poi è un fatto di Roma che non dipende più da noi. Ha la stessa attendibilità dei test antigenici, cioè ha un'attendibilità elevata se viene eseguito subito. Se si fanno passare delle ore perde di attendibilità. Un test poco invasivo al momento della somministrazione, ma ugualmente efficace. Se il virus c'è ed è una carica da prendere in considerazione, quindi sotto quei 33 CT, c'è a livello nasale e c'è anche dietro.
A Treviso il coordinatore delle 14 microbiologie venete ha portato avanti una lunga sperimentazione sui test rapidi antigenici testandone 3.486. Abbiamo perso 2 positivi che avevano un ciclo di amplificazione sopra i 30, quindi carica molto bassa, quindi non infettanti. Stiamo lavorando su 2 fronti, spiega Rigoli. Il primo è quello dei cittadini, l'altro per andare incontro alle esigenze delle attività commerciali come hotel o ristoranti. È proprio le attività commerciali, perché vediamo che iniziano a stare male, sono dei pazienti, anche loro iniziano a soffrire. Questa sperimentazione apre un nuovo scenario sui test fai da te che riguarda la tracciabilità, sottolinea Zaia. Il vero tema è capire che quando uno ha in mano un test fai da te, ha in mano non solo le sorti della sua vita, ma anche quelle di una comunità, perché poi se gli viene fuori positivo cosa fa? Quindi il vero tema è quello della biosorveglianza. E a proposito di Covid, diamo uno sguardo al report di Azienda Zero con i dati sulle positività e i ricoveri nella nostra regione riferiti al pomeriggio. Nelle ultime ore si registrano 1125 positivi in più in Veneto. Complessivamente nelle ultime 24 ore ci sono 2013 nuove positività nella nostra regione. Nelle ultime ore rispetto al bollettino della mattinata ci sono 6 casi positivi in più nell'area non critica e 14 in terapia intensiva. Complessivamente nelle aree non critiche degli ospedali del Veneto abbiamo 2092 pazienti in questo momento ricoverati, 277 invece quelli che sono ricoverati nelle terapie intensive. Purtroppo rispetto al bollettino di questa mattina si registrano 35 decessi in più nella nostra regione. E parliamo adesso di vaccini contro il coronavirus, perché in questi giorni è un continuo susseguirsi di annunci di imminenti arrivi di validi ritrovati, ma le persone, i cittadini, se fosse disponibile subito si vaccinerebbero. Sentiamo che cosa ci hanno risposto. Il vaccino anti-Covid, se fosse disponibile, se lo farebbe adesso? Sì, immediatamente. No, io attualmente no, perché da quello che ho sentito, le informazioni da ignorante, ho visto che ci vogliono almeno dai 5 ai 10 anni, quindi... No, perché? Sono contrario, ma per un po' di paura. No. Come mai? Ma Dio, voglio che lo testino altri prima di me. Subito? No, perché non penso che si possa fare un vaccino così in fretta. Ci sono sempre voluti anni, quindi... Se fosse reso obbligatorio, ovvio, lo faccio, però no. Certo, bisogna vedere chi lo vende però. Grazie. E lei? Anch'io che lo farei subito. Io non lo farei, se poi sono obbligato a farlo, come il discorso della mascherina, della distanza eccetera, si fa, però non lo farei. Al momento no. Come mai? Perché preferirei aspettare un attimo, vedere di essere sicura, certa. Tenuto conto della mia età, sì. Vorrei prima che verificassero bene questo prodotto, perché non è che mi fido molto. Assolutamente sì, non tanto per una sicurezza personale quanto per una sicurezza per gli altri, per chi mi sta vicino. No, se devo farlo perché il governo mi ha detto di sì, va bene, lo farò. Anche perché ce ne sono diversi, bisognerebbe scegliere quello che funziona meglio. Siccome non ci sono ancora delle evidenze chiare, per il momento mi astengo e ne faccio a meno. Ben venga il vaccino, però ci vogliono delle notizie, quantomeno delle informative certe. Sindaci nel mirino, minacciati per le multe fatte a chi non indossa la mascherina. A denunciare la lettera anonima il sindaco di Noventa Padovana e la scorsa settimana il sindaco di Ponte San Nicolò, sempre in provincia di Padova, aveva subito un atto vandalico proprio per gli stessi motivi. Era 8-10 giorni che avevo sopra il tavolo una lettera anonima ricevuta, presumo, da un cittadino che si deve essere imbestialito quando ha preso una multa perché non usava correttamente la mascherina. La cosa poteva anche passare sotto traccia se non fosse per il fatto che se la prendeva ampiamente con la polizia municipale, quindi ho ritenuto a un certo punto di sporgere denuncia per minacce. Nella minaccia è contenuto il riferimento a quanto non sia conveniente elevare sanzioni per il mancato uso dei dispositivi di protezione e l'avvertimento a quanto la divisa potrebbe non essere sufficiente a garantire il rispetto e integrità delle persone che la indossano. Oggi il fatto è stato denunciato ai carabinieri proprio per tutelare gli uomini del corpo della polizia municipale.
perché è a tutela di tutti e siccome non abbiamo mai inteso fare cassa con le multe, se sono state elevate alcune sanzioni è proprio perché la volontà di tutti è quella di rispettare le norme che sono in uso, che fanno del bene a noi e agli altri. Un accanimento nei confronti di chi è tenuto a far rispettare le norme, che non rappresenta un caso isolato. Risale a pochi giorni fa l'episodio di vandalismo di cui è stato vittima il primo cittadino di Ponte San Nicolò, al quale un giovane ha sfasciato l'auto colpendola con un bidone della spazzatura per vendicare le multe per il mancato utilizzo della mascherina prese dai suoi amici. Poi sono arrivate anche le gravi minacce via social. Ma poi anche nel scrivere, nel giudicare nei post successivamente, che anche quelli forse sono stati più pesanti di distruggere la macchina, perché hanno toccato ancora di più la famiglia del sindaco. Sanzioni che arrivano per tutelare la salute dei cittadini, soprattutto alla luce dei numeri. Nel comune di Ponte San Nicolò nell'ultima settimana i contagi si sono sestuplicati. Quello che si è appena concluso è stato il primo fine settimana con la nuova ordinanza regionale. Il sindaco di Treviso Conte ringrazia i trevigiani per la responsabilità dimostrata, e sul fronte ristorazione 2 locali sono stati sanzionati. In uno di questi si serviva al buio dopo le 18 per eludere i controlli. Va bene mangiare al lume di candela, ma completamente al buio per evitare i controlli può essere complicato. È accaduto a Treviso in un ristorante dove gli agenti hanno fatto capolino dopo le 18. La polizia ha notato qualche movimento all'interno del locale, così è entrata. Il gestore stava servendo 2 avventori che, alla vista degli agenti, hanno tentato di rifugiarsi nel bagno, ma non è servito a nulla, nemmeno le giustificazioni del ristoratore. Locale chiuso per 5 giorni e 400 euro di multa ai clienti. Serrande abbassate anche per un altro locale rimasto aperto dopo le 18. La polizia intanto continua i controlli. Tutto sommato si è riscontrata una generale osservanza delle regole, fanno sapere dalla questura. Dall'inizio di novembre, per quanto attiene l'uso della mascherina, sono state 25 le persone sanzionate con 400 euro di multa. Bene è andato questo primo fine settimana con la nuova ordinanza regionale, soddisfatto il sindaco Mario Conte. Sì, devo ringraziare i trevigiani, la nostra comunità, perché si sono dimostrati responsabili e sensibili, nel senso che hanno seguito quelle che sono state le indicazioni che sono arrivate dal governo, dalla regione e dal comune di mantenere il distanziamento sociale. Una Treviso come non si vedeva da tempo, strade quasi deserte, pochissima gente nei negozi e nei bar. Ci piange il cuore, mi piange il cuore nel vedere una città semideserta. Un pensiero va ovviamente alle attività commerciali che stanno soffrendo, però in questo momento dobbiamo stringere i denti e questa è la strada giusta per uscire da questa pandemia. Controlli a tappeto nel weekend proprio per la verifica del rispetto delle misure inserite nell'ordinanza regionale anti-assembramenti. Nel bellunese multe per oltre 7.000 euro. Weekend di controlli serrati in tutta la provincia di Belluno per la verifica del rispetto dell'ordinanza regionale anti-assembramenti del DPCM, che è una stretta alla cosiddetta movida, la data di sicuro. Qualcuno però ha cercato di fare il furbo, specie sabato, quando, tentando di eludere i controlli, un gruppo sostanzioso di giovani ha pensato di spostare la location per l'aperitivo dal centro del capoluogo a un'area un po' nascosta sotto il ponte degli Alpini, e mal gliene colse, perché la presenza dell'allegra comitiva è stata segnalata al 113. All'arrivo delle volanti è scattato un inutile fuggi-fuggi, perché tra via San Francesco verso il Ponte Nuovo e via Il Foll i ragazzi sono stati tutti bloccati e identificati, complessivamente 16 le sanzioni. Multe sono scattate anche in un autobar del centro di Belluno nei confronti sia dei titolari che di un avventore che non stava bevendo la sua consumazione da seduto, come è previsto dall'ordinanza regionale, nell'arco temporale fra le 15 e le 18. Per un 37enne a Gordino la multa è stata doppia, affermato dai carabinieri ad Alleghe nella notte fra sabato e domenica. L'uomo è stato sanzionato perché trovato a spasso senza motivo ben oltre l'orario del coprifuoco e per di più al volante con un tasso alcolemico a 2,11. Fra venerdì e domenica il bilancio del monitoraggio dei controlli anti-Covid, aggiornato nel sito della Prefettura, evidenzia verifiche nei confronti di 791 persone fisiche e 294 esercizi commerciali. Le sanzioni sono state complessivamente 20.
La richiesta del Ministro per gli Affari Regionali Boccia di avere un Covid hotel per ogni provincia si sta concretizzando anche in Veneto. Il commissario Arcuri ha chiesto di accelerare i tempi ed entro domani le regioni dovranno riferire le loro esigenze. Da Federalberghi arriva l'ok a collaborare a patto ci siano determinate condizioni. Il presidente Michielli pretende regole precise, in primis la presenza di personale specializzato. Intanto l'ULSS 3 Serenissima fa sapere che a seguito di un bando pubblico ha individuato la struttura per l'area veneziana e a Mestre possiede camere ampie con servizi igienici di alto livello e una piccola cucina. La struttura svolgerà la funzione di Covid hotel per tutto il territorio provinciale, compreso chi proviene dal Veneto orientale. E in soccorso alle attività produttive penalizzate anche dalle ordinanze regionali, il governo sta lavorando ad un terzo decreto ristori e lo ha annunciato durante la diretta di questa mattina il sottosegretario all'interno Variati. Il governo sta lavorando a un terzo decreto ristori che tenga conto anche delle conseguenze sulle attività economiche delle ulteriori limitazioni imposte dalle ordinanze regionali in aggiunta alle restrizioni nazionali. Ad annunciarlo è il sottosegretario all'interno Achille Variati. Cercheremo di restare ancora accanto a queste imprese con un ristori 3 che preannuncio il governo ha intenzione di fare per continuare a stare accanto e ad implementare gli aiuti a queste imprese che sono francamente tanto in sofferenza. È il governo, sottolinea Variati, a dover intervenire economicamente per cercare di sostenere le attività anche in zona gialla, là dove possono quindi lavorare, ma le condizioni generali limitano il giro d'affari. Le regioni mettono i divieti ma non riescono a mettere soldi per i ristori. Ora è giusto, a mio avviso, che il governo cerchi di stare vicino anche a quelle imprese che sono state, tra virgolette, danneggiate dalle ordinanze regionali. Ma anche la legge di bilancio, spiega, contiene novità importanti. Oggi il governo vara la bozza di legge di bilancio 2021. Ci sono delle novità molto interessanti, ad esempio abbiamo ritenuto di dare un'indennità speciale aggiuntiva a medici e a infermieri. Ci sono gli sgravi di lavoro e la continuità della cassa integrazione guadagni fino a tutto marzo del 2021. Sono estesi i prestiti agevolatissimi alle imprese che hanno bisogno di liquidità. Abbiamo prorogato tutte quante quei bonus, no? Il bonus facciate, il bonus per i lavori di efficientamento energetico delle nostre case. Sarà tra le strategie del Recovery Fund, specifica infine Variati, il tema dell'ecobonus con detrazioni fino al 110% della spesa. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, una notizia di cronaca appena arrivata, assolti entrambi a Piacenza, l'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo e l'ex PM di Rovigo Davide Nalina erano a processo per stalking e lesioni ai danni di una borsista della scuola diritto e scienza. Il GUP li ha assolti dalle lesioni volontarie perché il fatto non sussiste ed è caduta anche l'accusa di stalking non procedibile perché era stata ritirata la querela. Il PM Pisante e il procuratore Grazia Pradella avevano chiesto 3 anni e 4 mesi per Bellomo, 1 anno e 4 mesi per Nalina. Adesso siamo alla politica, cambio in vista alla guida della Liga Veneta con Lorenzo Fontana che, andando a ricoprire un nuovo incarico nel partito, ha auspicato un passaggio di testimone. Nessun silluramento, anzi un nuovo incarico prestigioso da andare a ricoprire che rende impossibile far fronte all'impegno di segretario della Liga Veneta. Lorenzo Fontana, che ha annunciato la nomina a capo dipartimento Famiglia e Valori Identitari della Lega, chiarisce di non essersi dimesso dall'incarico ma di aver solamente auspicato per ora un passaggio di testimone, e a chi parla di colpo di mano di Salvini replica con una risata. Mi auguro proprio di no, chiaramente questa è una cosa che bisognerebbe chiedere a Matteo, però il nostro rapporto è assolutamente ottimo, quindi insomma spero di no, ma anche perché diciamo che in Veneto in questo anno e mezzo abbiamo lavorato secondo me molto bene, ma non io come segretario in questo anno e mezzo, ma tutta la squadra, quindi se fosse un silluramento sarebbe il silluramento di un lavoro che sinceramente è stato secondo me, a mio modo di vedere, ottimo.
quindi non penso che assolutamente sia per quello. Il dubbio è che Fontana abbia lavorato fin troppo bene, accompagnando Zaia a una vittoria schiacciante alle elezioni regionali e contribuendo a farlo crescere in leadership e visibilità. E questo, per chi sostiene la tesi del siluramento, agli occhi di Salvini non sarebbe andato bene. Il segretario federale alla guida del Veneto preferirebbe un suo uomo. Penso che sia motivo d'orgoglio per tutta la Lega avere una regione nella quale viene riconfermato un governatore col 77%. Forse magari ci può essere un po' di invidia, perché non in tutte le regioni va bene, il lavoro viene fatto in questa maniera come qui da noi. Però insomma io credo che quando sarà che avverrà questo cambiamento, che poi attenzione perché è un cambiamento che probabilmente ci sarà in tante altre regioni, penso che sarà comunque un lavoro nella continuità, quindi immagino, io ho auspicato un giovane perché anche in quest'anno e mezzo ho lavorato molto sui giovani, tant'è che diversi segretari provinciali hanno 30 anni. Io quindi auspicherei un giovane, ma comunque immagino che sarà una persona scelta all'interno di quello che è stato il direttorio e il direttivo di questo anno e mezzo di Liga Veneta. Il passaggio di consegne dovrebbe avvenire entro fine anno, conclude Fontana, che al suo posto vedrebbe un membro del direttorio leghista, attualmente composto, oltre che da Zaia, da Roberto Marcato, Nicola Finco ed Erika Stefani. Io mi auguro che sia fra questi, ma la scelta ovviamente non dipende da me. Una nuova tragedia ha colpito la comunità di Santa Giustina. Ieri da Santo Domingo è arrivata la notizia della morte in un incidente stradale di Angelica Gerlin, di soli 18 anni. La moto sulla quale la ragazza viaggiava con un amico è stata centrata da un pick-up che non si è fermato al momento dello scontro. Angelica è morta sul colpo. L'amico, come riferiscono le cronache locali, è stato agganciato dal fuoristrada e trascinato fatalmente per alcuni chilometri. La giovane lascia i genitori e la sorella Nicole. Cambiamo completamente argomento, andiamo nel Trevigiano a Falsè di Piave con la storia di Manuela Dorigo. La donna sabato ha rischiato di soffocare per un boccone andato di traverso. A salvarla il figlio Mattia di 12 anni che lei oggi definisce il mio eroe. Troppo spesso siamo sempre là a criticare o a giudicare i figli, soprattutto gli adolescenti, per le marachelle che fanno. Invece a volte non ci rendiamo conto che all'interno delle quattro mura abbiamo degli eroi. Io ne ho uno qua a fianco. È questo il messaggio che Manuela Dorigo lancia ai genitori, perché quello che le è accaduto sabato farà fatica a dimenticarlo. Insieme al figlio Mattia di 12 anni, 2 giorni fa era in casa. Mattia si offre di preparare la cena. Come fa spesso, nel senso che a lui piace molto, la sua ambizione è diventare un futuro chef. E al terzo boccone di tagliata praticamente mi si è piantato qui. Sono secondi di terrore. Mattia cerca di chiamare il 118, ma la paura non gli permette di comporre il numero. All'inizio avevo paura, ero nel panico, però gli ho tirato una pacca sulla schiena per vedere se il boccone cadeva, ma non cadeva. Ho visto che con dei gesti mi diceva di chiamare aiuto perché non riusciva neanche a parlare. Allora ho scavalcato il cancello dei vicini e con la mano ho battuto sulla porta per chiedere aiuto. Mentre il 12enne spiega l'accaduto ai vicini, Manuela esce in cortile alla ricerca di aria, ma perde i sensi. Quella caduta però l'aiuta a liberarsi dal boccone. Come sono uscita, io ho perso i sensi e sono caduta e poi non mi ricordo tanto bene, nel senso che mi hanno raccontato che lui mi ha portato le coperte, che i miei vicini, di cui ringrazio di cuore, sono stati lì con me perché io avevo tutto un tremolio sulle gambe dappertutto. Nel frattempo i vicini chiamano il SUEM che in pochi minuti raggiunge l'abitazione. Manuela viene sottoposta a tutti i controlli. Fortunatamente le sue condizioni sono buone e non è necessario portarla in ospedale. Un lieto fine dopo tanta paura. È finita bene, però bene grazie a lui che è riuscito nella sua tempestività a chiamare i soccorsi subito, perché comunque ricordiamoci che ha 12 anni. Prima di salutarci vi ricordo la puntata di questa sera di Ring in diretta dalle 21:15 su Antenna 3, una puntata da non perdere. In ospite il presidente del Veneto Luca Zaia e poi una lunga intervista in esclusiva con il ministro all'ambiente Sergio Costa e ancora il senatore del Partito Democratico Ferrazzi. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.
Bentrovati al meteo. Torna ad aumentare la pressione atmosferica. Ecco che al nord-est il tempo tornerà più stabile. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 17 novembre. Sul Veneto nella prima parte della giornata saranno probabili locali nubi basse e nebbie, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento, vedete, con il passare delle ore il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, non sono previste piogge. Di sera ancora locali foschie sulle pianure, specie su quelle centro-meridionali della nostra regione. Temperature minime nella media stagionale tra 2 e 7 gradi, massime invece sopra la tendenza del periodo, oscillanti tra i 12 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione anche qui con tanto sole dappertutto, non sono attese precipitazioni, il cielo si presenterà al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la nostra grafica ci mostra una situazione di bel tempo soleggiato, qualche addensamento sui settori più settentrionali, ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.